Cari telespettatori, siamo con la segretaria dello SPCGL del Veneto, segretaria generale Nicoletta Biancardi. Una campagna nazionale sulla non autosufficienza che è stata indetta dallo SPI nazionale. Come si coniuga sul territorio e che cosa servirà, cioè concretamente? Esattamente, allora quest'anno lo SPCGL nazionale ha voluto dedicare tutto l'anno, quindi 12 mesi interi, per la questione della non autosufficienza, perché riteniamo che la non autosufficienza sia ancora una questione privata e familistica, invece deve diventare una questione sociale e pubblica. E quindi lo Stato e tutti gli ordinamenti poi territoriali se ne devono occupare. Oggi le famiglie sono rimaste da sole ad affrontare la questione della non autosufficienza, e quando arriva una persona ad essere non autosufficiente in una famiglia, per la famiglia cambia completamente la vita. Non solo cambia la vita, ma cambia anche l'economia, perché poi vicino a queste persone non ci sono dei servizi adeguati di cura. Quindi alla fine la cura è in carico alla famiglia, e possiamo dirlo alle donne, che spesso si rabattano per fare il proprio lavoro piuttosto che arrivare a casa e curare il proprio familiare, oppure tante iniziano a diminuire l'orario lavorativo, quindi da un full time a un part time, fino a che poi non ce la fanno più e magari anche lasciano il lavoro. Quindi e resteranno senza pensione. Benissimo, avranno una pensione molto bassa. Quindi che cosa puntate? Quindi noi faremo delle campagne, inizieremo con delle campagne informative per le persone, ma vorremmo anche fare degli incontri istituzionali a partire dai comuni, dalle ULSS alla regione, sul territorio, a tutti i livelli, per fare anche le nostre proposte, per capire anche a che livello siamo con non solo le risorse che dovrebbero arrivare dal livello nazionale, ma che cosa si mette a disposizione poi anche nel nostro caso la Regione Veneto, quali servizi, perché non è solo una questione di risorse ma anche di servizi territoriali di prossimità, e come siamo messi ad esempio rispetto al riconoscimento anche del caregiver, che è una cosa molto importante, rispetto alla quale nell'ultimo anno, nel 2025, ci siamo molto battuti anche unitariamente con gli altri sindacati dei pensionati. Quindi speriamo e auspichiamo che entro giugno, come ha detto il neopresidente della Regione, anche il Veneto si possa dotare di una legge che riconosca appunto la figura del caregiver, che sarebbe molto importante. E allora voi ci aggiornerete su tutto questo? Assolutamente sì, a tappe. Assolutamente a tappe. Grazie segretaria, grazie a voi di averci seguito, e naturalmente io vi invito a contattare le sedi dello SPCGL, sono presenti in tutti i comuni, in quelli più grandi ci sono più luoghi dove potete trovare assistenza, telefonate, prendete un appuntamento e chiedete anche un supporto e un aiuto in qualsiasi situazione. Grazie, buon proseguimento.